Sono Maria Voltolina, presidente dell'organizzazione di volontariato penitenziario Il Granello di Senape di Venezia. Mi è stato chiesto di parlare di carcere e legalità e sembrerebbe che il discorso fosse semplicissimo. In carcere ci sono delle persone che sono state condannate per aver infranto la legge, aver infranto il patto di legalità, o persone che sono in attesa di essere giudicate per un presunto reato. Ma non è solo questo, non è solo questo, la legalità in carcere non significa solo questo. I detenuti devono seguire un percorso di rieducazione, di rivisitazione dei loro comportamenti per poter uscire dal carcere diversi e in grado di vivere nella società nel rispetto delle leggi, e quindi ritrovare anche un loro mondo, gli affetti familiari, il loro lavoro. Dall'altra parte però l'amministrazione penitenziaria deve metterli in condizione di ottenere tutto questo, ed è qui che anche l'amministrazione penitenziaria infrange la legge. La infrange nel momento in cui non assicura, per esempio, il diritto alla salute dei detenuti, non assicura gli spazi vitali, quando le celle sono troppo piccole o c'è un numero di detenuti superiore al tollerabile. In questo senso l'Unione Europea ci ha inflitto delle pesanti multe proprio perché non rispettavamo questi parametri. Dall'altra parte ci sono anche altri diritti, il diritto per esempio al trattamento sanitario. Penso a dei detenuti o delle detenute che hanno problemi psichiatrici o che hanno problemi forti, pesanti di tossicodipendenza, che non si può curare soltanto con alcuni farmaci, ma con un trattamento che non viene realizzato. Questo è contrario alla legge che istituisce il carcere, contrario anche soprattutto all'articolo 27 della Costituzione, che prevede proprio delle pene che tendano alla rieducazione del condannato. Mi si chiede anche di consigliare un film. Io consiglio Aria ferma, film che è stato di quest'anno, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e che vede soprattutto 3 grandi attori: Servillo, Orlando, che sono 2 grandi attori sempre, ma poi c'è anche Salvatore Striano, che è un esempio di che cosa si può fare in carcere. Attraverso il teatro, attraverso la cultura, è riuscito proprio a ricostruirsi, a diventare un altro uomo dopo ben 15 anni di carcere. Aria ferma è ferma per i detenuti ed è ferma per gli agenti, ed è un film davvero bellissimo.